Al via ieri presso il Centro Culturale San Domenico a Canicattì la terza edizione del congresso Made in Imaging 2022. I direttori del congresso sono stati Angelo Trigone e Giuseppe Augello, rispettivamente direttore del Dipartimento delle Scienze Radiologiche e direttore del Dipartimento di Medicina dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. All'apertura dei lavori hanno partecipato anche il magnifico rettore dell'Università di Palermo Massimo Midiri e l'ex assessore regionale Scavone, radiologo. Sono ben 7 nella 2 giorni le sessioni del congresso che si svolgeranno, quella patologica, quella su management dell'HCCC, la sessione gastroenterologica, la sessione IBD, quella cardiovascolare, la diagnostica radiologica nelle malattie del cuore e quella sull'ictus ischemico. È un'occasione importantissima perché è la terza volta che a Canicattì si realizza un convegno multidisciplinare che vede il confronto tra radiologi e internisti su 4 problematiche centrali che riguardano il fegato, riguardano l'intestino, riguardano il cuore, riguardano le malattie ischemiche del cervello. Quindi è un'occasione di aggiornamento professionale ma anche di divulgazione scientifica, quindi Canicattì riesce a mantenere un primato all'interno della Sicilia, siamo proprio nel cuore della Sicilia e con una presenza di relatori assolutamente degna di una piazza internazionale. Ecco il ruolo dell'università in questo caso? Ma noi siamo molto attenti a seguire i processi di formazione e soprattutto a sviluppare quella che noi chiamiamo la terza missione, perché l'università oltre alla didattica e alla ricerca svolge questa funzione che chiamiamo terza missione, che è quella della divulgazione, della propagazione dei saperi, dei ricercatori, degli innovatori nel territorio e mi pare che questo congresso risponda perfettamente a queste esigenze. Un congresso che cade dopo la pandemia, quindi si parla di rilancio, quale sarà il futuro anche del settore? Ma certamente la campagna vaccinale, contrariamente a chi pensa al contrario, ha permesso di poter fare cose di questo tipo. Siamo tornati tutti in presenza, anche le nostre attività universitarie sono completamente in presenza, quindi ci auguriamo di poter affrontare un futuro in maniera serena, con la consapevolezza che comunque della medicina si ha bisogno e si ha bisogno soprattutto dell'avanzamento tecnologico. Sì, qui a Canicattì, che è il centro della Sicilia, oggi c'è il centro della buona radiologia e vorrei dire della buona medicina. Si ripete un appuntamento molto ben organizzato sia dalla società di radiologia che della società clinica, no? Di medicina generale, un confronto tra le discipline. Non vi è dubbio che la radiologia è in una evoluzione tecnologica ma anche organizzativa, ma anche scientifica straordinaria. La radiologia tradizionale, che era solo un momento di diagnosi, oggi con il clinico affianca la terapia del paziente addirittura spesso in alcune branche. Basti pensare agli ictus cerebrali, no? Il pallino ormai è passato al radiologo sottraendo competenze che 20 anni fa erano del neurochirurgo. Quindi un grande confronto costruttivo che fa di Canicattì, come ho detto, il centro della buona sanità e che ci consente a tutti i medici siciliani, ai radiologi e ai clinici di crescere insieme in un confronto nell'interesse di una sola condizione vera, il paziente, la salute del paziente, la qualità dell'esercizio della medicina. Ecco, un confronto che cade dopo la pandemia si continua però a essere molto cauti, no? Sì, certo, io dico l'esperienza recente ci ha insegnato che la prudenza non è mai troppa. Ovviamente oggi grazie alla diffusione dei vaccini il Covid non fa più paura e però dobbiamo continuare a essere prudenti, a esserlo noi operatori sanitari ma anche a lanciare questo messaggio ai cittadini. Con la prudenza, con le giuste misure di cautela, il Covid oggi e qualsiasi altra forma infettiva può essere gestita, dominata, superata. Il Covid è stato utile e ci ha insegnato tante cose, anche sul piano metodologico, sul piano della prudenza e sul piano anche lì della collaborazione all'interno dei reparti. Ecco, nelle relazioni che ho ascoltato si parla molto di prevenzione, di screening gratuiti, ecco, che però ancora sono difficili. Vediamo gli ospedali spesso pieni, strapieni, con lunghe attese. Anche lì c'è la necessità e mi auguro adesso che il nuovo governo regionale sappia regolare questo rapporto, serve un filtro, il filtro fondamentale è quello della medicina generale, quello della medicina del territorio verso cui si deve investire, si è troppo investito sugli ospedali, agli ospedali devono arrivare i pazienti
che devono essere ospedalizzati, non devono arrivare la massa dei pazienti che altrimenti devono essere gestiti. Mi auguro, noi medici, noi come società scientifica stiamo facendo con impegno questo grosso lavoro, mi auguro anche che la politica regionale possa per una volta dare una svolta con un grande investimento sul territorio, che è quello che la gente ci chiede, e quindi di fatto indirettamente liberare, potenziare le attività ospedaliere. Dottore, come si guarda alla post-Covid? Tutti ci guardiamo per forza con fiducia, perché specialmente i medici, gli operatori sanitari dobbiamo farlo, vogliamo farlo, perché siamo stati messi a dura prova da questo periodo che ci ha visti impegnati. Devo dire con un pizzico di polemica che però del fatto che i medici siano stati eroi in prima linea, in trincea, mi pare che oggi se ne stanno dimenticando tutti. L'ospedale di Canicattì quale centralità assume nell'ambito dell'ASP provinciale? Lei mi invita mi fa una domanda che mi richiama a qualche cosa che io ripeto da tanti anni. L'ospedale di Canicattì, non so per quale motivo, nei decenni passati ha avuto una poca attenzione, soprattutto in sede di classificazione degli ospedali. L'ospedale di Canicattì e il territorio di Canicattì ha una situazione assolutamente sovrapponibile a quella di altre realtà, dove invece l'ospedale è meglio classificato, è classificato come DEA di primo livello. Per farmi capire, partendo dalla vicina Sciacca, ma andando in giro per la Sicilia, da Partinico a Termini Imerese, a Vittoria, a Cireale, Modica, Milazzo, e ce ne sono altre, gli ospedali sono classificati in quei centri come DEA di primo livello, e invece il nostro ospedale continua a essere classificato come ospedale di base. Noi confidiamo nel nuovo governo regionale che si è insediato da poco, perché questa è una situazione per me inspiegabile, perché le realtà di cui ho parlato sono assolutamente sovrapponibili per bacino d'utenza, ma anche per come realtà socio-economica sovrapponibili a quelle altre che ho citato prima. Ma devo dire che il cambio della radiologia purtroppo, allora questo è un evento importante, perché rappresenta un incontro, ma più che altro un confronto con, come ha detto il dottor Augello, tra medici, clinici e radiologi. Però voglio dire, è importante confrontarsi sempre per raggiungere un'accuratezza diagnostica importante e di conseguenza cercare di fare il bene per il paziente. Ecco, si migliorerà nel settore della medicina, nel settore della radiologia ad Agrigento, nella nostra provincia in generale. Lei è responsabile di un importante settore? Sicuramente sì, anche perché voglio dire abbiamo, grazie alla direzione strategica, un parco macchine innovativo, molto all'avanguardia e performante, per cui per esempio per quanto riguarda tutte le macchine TAC di altissima risoluzione possiamo fare gli esami in pochissimo tempo e con un'accuratezza diagnostica veramente migliorativa rispetto alle altre macchine che avevamo prima in precedenza. Ecco, dai vari interventi ho captato la voglia di screening gratuiti. Ecco, si fa poca prevenzione, spesso gli ospedali sono intasati e i pazienti devono aspettare giorni, addirittura mesi. No, lo screening mammografico, per dire che è quello che a me interessa tantissimo, stiamo andando molto bene in quanto grazie al centro gestionale screening si fanno gli inviti in modo molto celere e accurati e gli esami li facciamo subito immediatamente. Poi tra l'altro bisogna considerare anche delle giornate in cui lo facciamo in modo gratuito e soprattutto per venire incontro alle pazienti che vogliono farlo immediatamente. Cosa ci aspetta da questo nuovo governo, dottore? Speriamo sempre bene e sempre meglio soprattutto per l'utenza, soprattutto per quanto riguarda la popolazione che ne ha proprio di bisogno.